Dolcezza ben approdati nei Rex fornelli. Oggi andiamo a preparare insieme il ragù di carne classico. Iniziamo con il pulire e tagliare le verdure, il sedano, le carote e i porri oppure la cipolla. Tra l'altro questi porri sono della campagna di mio marito, quindi sono ancora più genuini. Adesso trasferiamo il tutto in una pentola, non ci fare caso che questo ha il fondo rovinato, ma ne devo comprare di nuove. Intanto filo d'olio, verdure e facciamo un soffritto. Quindi accendiamo il fuoco ed aggiungiamo anche le spezie, nel mio caso pepe e peperoncino. In questo modo si tosteranno e andranno a rilasciare tutto il loro aroma. Mescoliamo. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere. Se notiamo che le verdure tendono a bruciarsi, aggiungiamo dell'acqua, anche perché questo andrà a facilitare la cottura. Ed io lo faccio subito. Quando carota, cipolla e sedano saranno ben morbidi, andiamo ad aggiungere il macinato di carne. In questo caso io andrò a utilizzare di vitello ed è congelato, per questo lo vedi in blocco. In questo momento andrebbe sfumato con il vino rosso, ma essendo che il ragù andrà mangiato anche da mio figlio che ha 15 mesi, non mi sembra il caso di andare ad aggiungere dell'alcol, anche se in cottura andrà ad evaporare, ma la ricetta originale prevede l'utilizzo del vino, quindi il mio suggerimento è quello di inserirlo. A questo punto vado ad aggiungere la polpa di pomodoro. Io sto andando ad utilizzare quella Mutti, ma puoi usare quella che preferisci. Poi un cucchiaino di zucchero per togliere l'acidità del pomodoro e acqua. Stavo dimenticando un pizzico di sale. Copro e lascio cuocere a fuoco dolce. Dopodiché cuocio la pasta, la scolo al dente e la condisco con il sugo.